lei è mai capitato che la sua fede andasse in crisi? C'è stato un momento di panico magari o è sempre stato tutto lineare? Forse non c'è mai stato un giorno in cui la mia fede sia stata piatta, nel senso che io ogni giorno mi trovo a che fare con un Dio che mi scombussola i piani, un Dio che arriva ad un certo punto della tua vita, a 30 anni, pensi di avere qualche mezza certezza, vai a letto tranquillo, sereno, la mattina dopo ti accorgi che lui è entrato e ha rigirato tutta la stanza. È un Dio che tante volte io me lo immagino, si siede lì e mi ride in faccia perché dice: ma tanto tu i tuoi conti li fai, però alla fine, cioè, devono tornare a me i conti. Però di fronte a questo, di fronte a questa paura, c'è anche la consapevolezza che c'è un Dio che non mi ha mai abbandonato finora e che ogni volta, dietro ad ogni difficoltà, mi ha nascosto il segreto per maturare un po' di più. Quindi la mia è una fede difficile, ma ringrazio Dio che è una fede difficile. Il giorno in cui diventerà una fede abituale o una fede scontata, smarrirò il sorriso e di conseguenza si perderà anche la mia passione per Gesù Cristo. Senta, le faccio un'altra domanda, magari interpretando alcune domande che potrebbero fare i telespettatori, perché è un po' di tempo che soprattutto qui nel nostro Veneto si dibatte della questione moschea. La facciamo di qua, la facciamo di là, io non la voglio, la moschea la falla tu. Insomma, la casa per i musulmani qui da noi, come la vede lei questa cosa? Ma certamente il tema del rapporto con i musulmani, ma che è un frammento del rapporto tra noi con le altre religioni, è qualcosa che soprattutto qui nel Veneto noi sentiamo molto, ma per un semplice motivo, perché noi ci siamo fatti da noi. No, e quindi questa è casa nostra e gli altri devono rimanere fuori, oppure se arrivano dentro devono accettare quello che diciamo noi. Un po' come quello che il mio amico Pino Rossi, il sindaco di Gaglio, no? Lui va a scegliersi il profugo, lo deve scegliere che sia bello, che sia giovane, che sia cristiano, cattolico. No? Questo qua è l'immagine che ci abbiamo noi in testa. No? Dall'altra parte dobbiamo renderci conto che la nostra terra, no, nei secoli passati, anche nei decenni passati, è stata prima di tutto una terra che è andata alla ricerca, anche che ha bussato ad altre porte. No? Allora, dopo aver detto questo, certamente per noi è difficile dare spazio agli altri, perché noi ci difendiamo sempre dietro, no, alla teoria che se noi andassimo di là loro non ci darebbero spazio, ma questo qua è un gioco che non finisce mai se uno non parte. Io penso che se con il dovuto rispetto, no, ognuno trova la possibilità di convivere dentro ad una società in cui la sua diversità può diventare una ricchezza che per gli altri, dico che diventa una cosa anche molto più vivibile per tutti. Certamente uno che legge con un'ottica di fede anche tutti questi flussi migratori che ci sono, certamente questo qua è un segno che Dio ci sta dando per interrogare la nostra fede, perché noi troppo spesso ci nascondiamo dietro le storie delle moschee che uno può approvare o meno, e questo non è quello di cui mi interessa discutere, ma noi ci nascondiamo dietro questo per tirare in disparte una cosa di cui noi sappiamo di avere la responsabilità. E qual è? È quella di vergognarci oggi di dimostrare la nostra fede, che non significa vergognarci di andare in chiesa, ma significa vergognarci di andare in chiesa e quello che diciamo di ricevere dentro alla chiesa durante l'Eucaristia, di tradurlo in gesti concreti poi fuori. No, per usare un'immagine, lo so che è un'immagine che a tantissimi può non piacere, però mistificare la realtà è molto peggiore che essere arroganti a volte. No, noi nel novembre scorso abbiamo vissuto le alluvioni in Veneto. Ecco, l'idea che io ho in testa della mia chiesa oggi è proprio questa, che è come una casa disabitata. No, arriva un'alluvione, chi è dentro scappa fuori. Chi è fuori si accorge che quella era una villa bellissima, salta dentro, tira fuori tutti i segni belli e se li porta via. Ma è la colpa di chi è? La colpa è di chi non ci ha pensato due volte a tradire tutto quello che era suo pur di salvarsi l'anima, e dall'altra parte la furbizia degli altri è stata quella di dire no, miseria, cioè guarda il cristianesimo, guarda per esempio l'emblema del crocifisso, andiamo, ce lo prendiamo e lo usiamo noi. Ma poi noi troviamo il coraggio di andare da loro e di dire ci avete rubato i simboli. No, siamo noi che ce li siamo dimenticati là. E forse ci siamo portati via il telefonino, le altre cose, perché? Perché pensavamo fossero più importanti. Ecco allora che tutti questi fratelli che arrivano da altre terre ci ricordano una cosa molto bella, ci ricordano che la nostra storia è fatta anche di un cristianesimo che ha pagato con il sangue il fatto di portare avanti certi ideali. E noi oggi che siamo figli, no, di questa generazione che ha costruito la nostra storia, ci permettiamo in nome di un perbenismo anche spirituale di dire tutto questo è passato e tutti gli altri se ne devono stare a casa loro. Quando invece oggi questo qua potrebbe essere veramente l'occasione anche di ripensare, di rimotivare, no, quella fede in Gesù Cristo che diciamo di avere e che
purtroppo tante volte non riusciamo poi a concretizzare in gesti concreti. Insomma, lei dice che questi flussi migratori adesso potrebbero anche essere presi come un segnale, come una prova. Ma certo, è un po' come la crisi che sta vivendo la mia società in questo periodo qua. Tutti la possono vedere come un qualcosa di terribile, dall'altra parte uno che la legge con un'ottica di fede può essere anche una cosa provvidenziale che ricorda all'uomo che non è il padrone della storia, ricorda all'uomo che per tanti anni ha voluto tirare e adesso si paga il conto di tutto questo, con l'aggravante che la mia generazione veneta è la prima volta nella sua storia che sente nominare la parola crisi. Noi il portafoglio ce l'abbiamo sempre avuto pieno di soldi, per noi era scontato trovare il lavoro, adesso ci troviamo di fronte a questa situazione inedita di fronte alla quale stiamo vedendo i vari tipi di comportamento, non ultimo quello di chi decide di togliersi la vita perché scomparsi Ischei è scomparso il futuro. Allora a questo punto mi permetto di chiederle, Don Marco Pozza, può spendere 2 parole per chi si sente in crisi, un consiglio, una parola di conforto a chi in questo momento è in crisi, magari anche una buona iniezione di positività? Ma certe volte io devo autoconvincermi di certe cose, perché anch'io vado in crisi tantissime volte, e quando vado in crisi mi viene sempre in mente, no, che nella lingua cinese la parola crisi ha un significato molto preciso, significa occasione. Io la leggo sempre così, cioè dico, come dice il mio amico Alessandro Zanardi, se fosse tutto bello sai che noia. Io cerco di autoconvincermi che dietro ad ogni crisi, no, c'è come il gigante Golia davanti a Davide, no? Se Davide lo abbatte, Davide si sente più forte. Ecco, io penso che c'è solo una cosa da non fare di fronte ad una crisi che può essere economica, ma tante volte quelle economiche sono le più leggere. Le vere crisi sono le crisi esistenziali, le crisi, no, di una scelta che è stata fatta, le crisi che ci sono dentro il cuore. Io penso che non so che cosa si possa fare, però so che c'è una cosa che non possiamo permettercela di fare, che è quella di disperare. Perché se noi di fronte alla crisi disperiamo, facciamo il gioco dei dinosauri e non possiamo poi rimproverare che non ci avevamo la chance per partire e scattare. In fin dei conti il ciclismo insegna sempre che il campione riesce a costruire la vittoria nell'attimo in cui gli altri vanno in crisi, lui sfrutta il momento e parte. La nostra terra in questo è l'esempio più bello, che in un momento di crisi ci siano tanti piccoli imprenditori che brevettano qualcosa di nuovo e che stanno aprendo adesso delle nuove realtà. Quindi la crisi è un'occasione che purtroppo e per fortuna dobbiamo un po' pagare anche sulla nostra pelle. In ultimissima battuta, le parole di Don Marco Pozza adesso si possono leggere anche in un libro. In un libro, sì, che io ci ho messo la firma. Però è un lavoro che abbiamo fatto con più di 300 ragazzi di un istituto di Treviso, che si intitola Penultima lucertola a destra, che è edito da Marietti Scuola e che è diventato un romanzo che dall'anno prossimo girerà su tutte le scuole italiane. Di questo libro mi piace il sottotitolo, che non so come l'ho messo, però l'ho messo, che dice così: la sconfitta è l'arma segreta dei vincitori. No? E secondo me questo qua è il segreto per uscire dalla crisi, ovvero sia quello di dire, cioè rendiamoci conto che nella vita, nello sport e in tutto, la sconfitta pochissime volte, la vittoria pochissime volte arriva al primo colpo, il più delle volte arriva dopo una somma di sconfitte che non sono riuscite a spegnerti, ma che sommandole tutte ti hanno reso protagonista di qualcosa di bello. E io vedo troppa speranza nel mondo, vedo troppi segni belli nel mondo per andare a letto stasera e dire è finito, no? Secondo me siamo appena agli inizi di una nuova fase dove i giovani, no, contrariamente a quello che ci vogliono far credere, non saranno il futuro, ma diventeranno il presente. Perché pensate voi che cosa gli importa ad un ragazzo che il futuro sarà suo se tu gli rubi la possibilità di giocarsi il presente. Noi siamo stanchi di rimanere lì a bagnomaria. Ormai anche il ciclismo non tiene più i ragazzi a bagnomaria, ma se scattano o li insegui o sai che poi ti hanno salutato e ti aspettano sotto il traguardo. Lui è Don Marco Pozza, grazie a questo punto di essere stato in nostra compagnia, ci rivedremo probabilmente per la prossima chiacchierata. Grazie a voi telespettatori per averci seguito in questo nuovo appuntamento di incontri, alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie.